terzo classificato in questo contest che il mondo ci ha invidiato e ci invidierà, i Shark Blade. Venite qua ragazzi, non vi posso far vedere, non vi posso far vedere. Security, portatela fuori. Vieni qua, complimenti. Ragazzi, complimenti. Allora, io sono convinto che loro sono contenti, perché se lo meritano, sono bravi, sono giovani. Io poi tra l'altro li sto seguendo, sono cose, però voglio con me il loro fan più accanito, vieni qua. Il papà del batterista anche lui. Lui quando il figlio batte sulla rullante dice senti il botta che ga ogni volta. Dai, sei contento? Insomma, fuori di palle, non posso essere contento. Complimenti, anzi è veramente un piacere che voi siate qua, è veramente una soddisfazione che giovani così abbiano il gusto, la volontà e la bravura di tenere un pubblico in mano in questa maniera. Complimenti veramente, mi fa veramente piacere che siete arrivati terzi, anche al Babbo Drummers. Secondo premio è un soggiorno. Allora, gli scarti sono minimi e io voglio dire bravi ai giurati, ad Andrea Casini, ad Alessandro, a Michele, ma soprattutto alle new entry, a Giulia e Jack che hanno fatto veramente un grande lavoro e anche sofferto. Quindi, secondo classificato, Anna Dreva! Venite qua, io so che stai soffrendo, vieni qua anche tu, vieni qua anche tu. Io sono ambasciatore che non porta pene. Allora, a favore sempre di telecamera, però sappi, vieni qua, che c'è anche, è un viaggio per 6 persone, ci caschi dentro anche tu. Allora, sempre Thomas, il nostro anfitrione, consegna il premio. Ecco. Lo scarto era minimo. Quindi adesso chi sarà il vincitore? Voi rimanete qua e facciamo la foto di gruppo tutti insieme. Ok. Ah papà, è dura, È dura. Però qua premiamo talento, energia, simpatia e qualsiasi cosa. E vince questo primo contest American Italy 2014 Toxic Condom. Venite qua, complimenti veramente. Io però adesso vorrei l'applauso degli Anna Dreva a loro e dei suoi supporter, perché è stata una gara sul filo di lana, hanno dalla loro un'energia che è stata eccezionale. Complimenti. Bravo Vittorio. Bravi ragazzi. Bravi veramente. Complimenti anche ai supporter, complimenti. E allora, che dire? Potrei dire mille cose. Io dico solo una cosa. Io avevo appeso microfono, armoniche, chitarra e chiodo. Per merito di Thomas mi sono rimesso in gioco. Risuono, ricanto, perché la musica, che se ne dica, è vita. E quindi coltivate il vostro talento, sappiate che il talento è una cosa che uno ha, ma deve essere anche curata e deve essere sostenuta. Voi ne avete a tonnellate e mi fa un piacere immenso di aver partecipato a questo contest. Grazie veramente. Grazie veramente. E adesso il premio, venite qua. Premione. Aspetta che io mi sposto qua.
Allora Vittorio domani vai in banca con quello lì, vedi se te lo cambiano.